Appassionati di calcio 5, buonasera dalla Palaiacazzi di Aversa. Hanno fatto il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e il Verona per la 24esima giornata del campionato nazionale di Serie A New Energy. Diamo lettura delle formazioni per l'Olimpia Verona. Giocheranno con il numero 2 Fior, con il numero 3 Fiore, con il numero 6 Portinari, l'8 Ennardi, 9 Claro, il 10 è Luca Ianna, 11 Rocia, 17 Giannattasio, il 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga e il 97 è Corso. Allenatore Luca Castagna. Per il Napoli Futsal giocheranno con il numero 1 Caio, con il numero 2 Ercolessi, 6 Perugino, 8 Mancuso, 10 Saras, 11 Canal, 12 Bellobuono, 17 Colletta, 23 De Simone, 24 Bolo, 65 Saponara, 94 De Gennaro. Allenatore Fulvio Colini. A dirigere il match il primo arbitro Mattia Landi della sezione di Prato, secondo arbitro Daniele Finandino della sezione di Chiesi, crono Gianluigi Squilletti della sezione di Campobasso. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa partita nella giornata dell'8 marzo in cui si festeggia la donna. Dunque auguri a tutte le donne in ascolto, a tutte le tifose di calcio 5, a tutte le donne che seguono con grande passione questo sport attraverso anche i giocatori, i presidenti, i dirigenti, i tifosi ogni settimana sui parquet di tutta Italia. La foto diritto del Napoli dopo che lo speaker ha annunciato le formazioni. Ovviamente oggi è una giornata particolare perché c'è anche la contemporaneità di Napoli-Torino allo Stadio Maradona e quindi non c'è una grande cornice di pubblico. Anche la partita che sulla carta ovviamente vede tutti i favori del pronostico da parte degli azzurri, anche se il team di Colini non vince da 5 giornate, affronta l'Olimpia Verona fanalino di coda, soltanto un punto conquistato in questo campionato, vicinissimo alla retrocessione diretta in Serie 2 che non arriverà in questa giornata dopo la sconfitta del Ciampino. Anche con una sconfitta sarebbe a 17 punti di distanza dal possibile play-out a 6 giornate dal termine, dunque probabilmente potrebbe arrivare la retrocessione diretta la prossima settimana, ma è un'Olimpia Verona che comunque sta onorando alla grande tutte le partite. Ha messo in seria difficoltà anche la capolista Olympus Roma nella giornata disputata proprio al Pala Olgiata prima della sfida tra Napoli e Olympus Roma, sempre sullo stesso campo dove è arrivata la prima sconfitta degli azzurri in trasferta in questo campionato. Un Napoli che comunque ovviamente vuole tornare a vincere, vuole tornare a risalire la china in classifica per provare a chiudere nel miglior piazzamento possibile la regular season, ovviamente conquistando prima di tutto la certezza di disputare i playoff scudetto e poi dopo magari per gli azzurri vedere dove arrivare nel miglior modo possibile alla fine del campionato, che l'anno scorso la incoronò prima al termine della regular season, però poi tutti sappiamo come è andata a finire con la Fel di Eboli che vinse il doppio confronto al Centro Sportivo Cercola, il campo dove giocava il Napoli l'anno scorso nelle partite casalinghe, dopo che il Napoli espugnò il Palasere di Eboli praticamente nella gara di andata. Poi ci fu la doppia vittoria dei salernitani che conquistarono il tricolore ai danni proprio dell'Olympus Roma. C'è ancora tanto da vivere in questo mese di marzo, ricordando che poi martedì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale con il Napoli che sfiderà una big, la L84, che è proprio appaiata agli azzurri, ha raggiunto gli azzurri al terzo posto in classifica nell'ultima giornata di campionato, mentre gli arbitri ovviamente stanno aspettando qualche secondo perché hanno fatto tra virgolette il loro ingresso in campo qualche istante prima, diciamo, rispetto all'orario tradizionale del fischio d'inizio che deve essere quello delle 20:30 e quindi hanno aspettato qualche secondo per ovviamente far partire questa partita, questo match del Palaiacazzi di Aversa. Nel Napoli non ci sono Duarte e Borruto per squalifica, manca anche De Luca, solo De Luca, poi c'è il recupero di Mancuso, anche se in panchina forse soltanto per onor di firma perché ha avuto qualche piccolo problema muscolare. Vediamo se ha recuperato in settimana e se Colini lo rischierà oppure a seconda di come andrà il match lo impiegherà poi per giocare la sfida contro l'84. Ma la notizia importante
e il recupero di Luca De Simone, che vedete sulla parquet nei 5 anche titolari di questo inizio di match, con Bellobuono, con Bolo, con Perugino e con Salas. Dall'altra parte Lucayan, Portuga, Roccia, mentre Napoli palleggia con Bolo e tra poco vi dirò anche la chiusura del quintetto dell'Olimpia Verona. Ci sono con il numero 9 Claro e poi c'è con il numero 22 Mazzoni tra i pali. Questo è il quintetto dell'Olimpia Verona, con Lucayan che sbaglia qui l'appoggio. Salas recupera il pallone, ancora la palla per Bolo, con la rimessa laterale a favore degli azzurri, con Salas che va a dire subito qualcosa ai suoi compagni per essere propositivi nella fase offensiva. De Simone va in isolamento contro Claro, poi il tocco indietro per Salas, sbaglia tutto qui Salas, non si è capito cosa avesse intenzione di fare nella circostanza. Un passaggio, un taglio verso De Simone, ha colpito malissimo il pallone che si è spento sul fondo. E allora riparte nuovamente Portuga, l'appoggio con il pallone spedito in avanti tra le braccia di Bellobuono. Anche lui era in discussione fino al qualche giorno fa. Intanto qui la palla recuperata da Lucayan, il gol del vantaggio dell'Olimpia Verona, che va a sbloccare così la partita. Ha rubato il pallone a Perugino e ha portato i suoi avanti per 1-0. Lucayan, il vantaggio dell'Olimpia Verona, la rivediamo, eccola qui, la parte finale dell'azione. Bravissimo ovviamente Lucayan, conosciamo le sue qualità nella fase offensiva, non si è fatto pregare due volte e il Verona si porta in avanti, così come abbiamo visto anche tante altre volte in questo campionato. L'Olimpia Verona, ripetiamo, è una squadra che ha dato sempre fastidio, poi ovviamente magari non una grandissima qualità nelle rotazioni, sicuramente una squadra forse non pronta per il massimo campionato di Serie A. Ha condizionato alla lunga i risultati del club scaligero, infatti la classifica parla chiaro, senza appello, con un solo punto conquistato fino ad ora, quindi c'è poco da dire. Però l'Olimpia Verona, che ricordiamo anche nella gara di andata aveva messo in difficoltà il Napoli, che vinse soltanto 3-1, anche in quella circostanza il Napoli aveva parecchie defezioni, però fu necessario il secondo tempo per prendere le distanze dall'Olimpia Verona, e fu una vittoria neanche troppo semplice per gli azzurri. Intanto qui si ripete la scena all'inverso quasi, con Lucayan che si fa soffiare il pallone da Perugino. Non ha calciato il capitano del Napoli, trovando l'appoggio all'indietro senza però incontrare il favore di un compagno di squadra per una possibile soluzione verso la porta, difesa all'estremo difensore del Verona Mazzoni. Allora si riparte con Salas, il tocco per De Simone, ancora Salas a Bolo, Salas, Perugino, ancora Salas, Bolo avanza, calcia con il destro, poi Salas, Perugino, Bolo sbaglia qui nel taglio orizzontale, con Bellobuono che va a recuperare il pallone e serve Bolo. Salas allunga, Salas in accelerazione, trattenuto qui anche giallo, no, soltanto richiamo verbale, sembrava francamente un'azione da cartellino giallo questa per il giocatore dell'Olimpia Verona con la maglia numero 11, e ovviamente parliamo di William Roccia, della dinastia dei Bertoni. L'arbitro però praticamente gli ha graziato il fatto che siamo all'inizio della partita, probabilmente non ha estratto il cartellino giallo, anche se ci sono le proteste di Colini proprio al cronometrista. Salas dentro per Saponara che prova a girarsi, l'appoggio a Bolo, lo scarico ancora per Salas, dentro per Saponara, fermato, la recupera Portuga, poi Lucayan, buono l'appoggio, ancora la suolata per Lucayan, c'è l'anticipo di Bolo, avanza Salas, un po' di spazio il giocatore paraguaiano, con Perugino che viene a raccogliere il pallone. Bolo in avanti per Saponara, il raddoppio di Lucayan che adesso fa subito un po' di panchina per rifiatare, fa entrare Ugas, altro giocatore molto interessante dell'Olimpia Verona. Salas avanza, il destro sul fondo, ci ha provato Salas,
con questa conclusione radente che è andato vicino al palo alla destra di Mazzoni. L'opportunità per Olimpia Verona. Qui il passaggio all'indietro non si può, infatti arriva l'intervento del direttore di gara che ferma tutto. Calcio di punizione di seconda ovviamente per il Napoli, praticamente è un calcio di rigore con barriera. Sarà necessario un tocco 2, vediamo. Bolo sul punto di battuta, è entrato anche Canal, c'è Ercolessi per sfruttare questa palla inattiva, tutti praticamente quasi sulla linea di porta, a parte Bolo per Canal e arriva il gol di Mauro Canal che pareggia subito per il Napoli. Perfetto lo schema su palla inattiva del Napoli, con Canal che ristabilisce la parità. L'appoggio di Bolo e la conclusione di Canal senza possibilità di intervento da parte di Mazzoni. 1-1 dopo 3 minuti e 45 secondi al Pala Iacazzi di Aversa. Portuga in banda per quello che finisce direttamente in fallo laterale, allora la recupera Salas. Bolo, Canal, Salas, Canal, Saponara prova a puntare l'avversario, Saponara si gira, Saponara arriva quasi a calciare, poi il rimpallo favorisce gli azzurri. Calcio d'angolo, il tocco indietro per Salas, la finta, la gioca verso Canal, ancora Canal, dentro per Saponara che non riesce a trovare il pallone, la recupera in qualche modo Olimpia Verona. Il lancio in avanti con Bolo che non si avvede di essere praticamente quasi da solo e mette in difficoltà Salas con questo passaggio ad indietro. Salas, ancora l'imbucata per Saponara che avanza, Saponara un po' di spazio, calcia sul fondo, la giocata di Saponara che quando va via in quella posizione ha dimostrato più volte di essere un eccellente pivot. Lo vediamo ancora una volta, la sua lata, il controllo orientato e poi il sinistro sul fondo, giocata perfetta di Saponara. Riparte nuovamente Rocha, il tocco all'indietro con Portuga, il pallone di ritorno che non arriva, allora Salas per Canal. Salas, Saponara, ancora la sua lata per Salas, calcia deviato, rimessa laterale per il Napoli che aumenta i giri nella fase offensiva adesso dopo 5 minuti. Salas per Ercolessi, l'appoggio non riesce a Canal col pallone che finisce direttamente sul fondo. Bello buono, Salas di testa tra le braccia di Mazzoni, riparte Lucayan, Ugas, Portuga, Lucayan, l'anticipo di Saponara e poi una posizione non sua, difende male il pallone Lucayan. Passaggio di ritorno, ancora l'errore qui del capitano dell'Olimpia Verona con la rimessa laterale a favore del Napoli. Botta e risposta, Lucayan, Canal, occasione per Saponara di portare gli azzurri anche avanti. Adesso Salas, Canal e sbaglia qui il numero 11 del Napoli, arrivato nel mercato di riparazione dal Pesaro a rinfoltire la flotta azzurra già di tanti ex giocatori del Pesaro. Praticamente Colini ha chiamato a raccolta la squadra campione d'Italia di 2 anni fa. Intanto Saponara sporca la conclusione con il piede debole, finisce a terra, tutto regolare, si continua a giocare, la ripartenza di Lucayan sulla destra, dentro Canal con un po' di difficoltà, contro ripartenza di Saponara, la giocata splendida del 25, ancora Saponara arriva a calciare sul fondo. Saponara fa
tutto benissimo nella preparazione, però ancora una volta non trova la porta. Avrebbe meritato il gol per questa giocata Saponara, perché ha fatto un controllo davvero molto molto efficace. Rocha, Lucajan in avanti, dove non ci sono compagni, la va a recuperare Bellobuono. È entrato anche Colletta sul parquet. Eccolo qua, Tommaso Colletta, ex Roma. Ercolessi, Canal, Bolo all'indietro per Canal, poi Colletta. La giocata di Colletta la tiene in campo, no, è uscita, la rimessa è per Olimpia Verona. Ha provato la giocata individuale Colletta in banda con il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Canal, Ercolessi, spinto qui evidentemente da Canal, Bolo, Ercolessi, Canal, dentro il colpo di tacco qui di Bolo con la palla che finisce in fallo laterale. Portugal, ancora l'appoggio con il pallone che finisce in fallo laterale. Colletta, Ercolessi, Bolo, Colletta, Bolo con l'appoggio sul Canale, chiedo scusa, Bolo, Colletta, Bolo, la giocata di Bolo che prende la traversa, incredibile, una grande giocata di Bolo. Colessi ha chiesto un tocco forse con la mano del portiere, non è d'accordo il direttore di gara, ha scheggiato la traversa. Bolo, splendida giocata dell'argentino, anche lui è arrivato nel mercato di riparazione in casa Napoli. Canal, Canal, la palla in avanti, l'uscita qui con Lucajan che recupera il pallone, lo può scaricare, lo fa, ma c'è Colletta in ripiegamento difensivo che la mette in calcio d'angolo. 8 minuti 15 secondi trascorsi al Palaiacazzi di Aversa, 1-1 il punteggio. Al gol di Lucajan ha risposto Canal. Vi daremo anche gli aggiornamenti delle altre partite in programma. Intanto qui l'opportunità per Giannattasio, che non trova lo specchio della porta. Pesaro in vantaggio sul Genzano 1-0, 0-0 tra Eboli e Sala Consilina nel derby campano che si sta disputando al Palasela. Ha già giocato la metà catena con il Ciampino, come detto, con la vittoria per 6-1, una gara di ieri. Bolo, Mauro Canal, il controllo, poi non riesce a liberarsi per la conclusione. Colletta per Bolo che va a rincorrere il pallone. Bolo, Colletta, Perugino, il duello con Lucajan, la palla dentro ancora con l'anticipo di Perugino, poi sbaglia l'appoggio Giannattasio. E riparte il Napoli con Bolo
Adesso Colletta, tutto regolare, c'è spazio per la controffensiva dell'Olimpia Verona. Luca Ian, e qui e attenzione, mamma mia, una botta con Perugino a terra, è scontrato con il capitano dell'Olimpia Verona, i due capitani. Salas si fa spazio, non tiene il pallone in campo e calcio d'angolo però per il Napoli. Bolo sinistro, ancora la parata, il pallone che rifinisce in calcio d'angolo. Colletta, Perugino Colletta, non c'è il passaggio di ritorno pulito, però non riesce a recuperare la difesa dell'Olimpia Verona. E riparte nuovamente il Napoli con Salas dentro, la deviazione tra le braccia dell'estremo difensore avversario. Portuga, poi ancora il palleggio Ugas, un pallone che finisce tra le braccia di Bellobuono, tra i piedi anzi. E qui attenzione, che rischio con la rimessa tra le, che è quasi a favore dell'Olimpia Verona per i cambi, una lettura sbagliata poi del passaggio di Bellobuono. Bolo, il pallone in avanti con la trattenuta a Colletta, tutto regolare, riparte nuovamente l'Olimpia Verona con Bolo che recupera, Colletta, Bolo, Salas, la giocata di Salas sul pallone che viene deviato nuovamente in fallo laterale. De Simone, ancora il buon lavoro di Portuga e Olimpia Verona che trova spazio adesso sulla destra, la giocata Portuga, calcia fermato da Bolo e riparte nuovamente William Rocha, fermato da Salas, ancora Verona con Portuga. Rocha, poi Claro, Portuga, Rocha, ancora Claro, gli soffia il pallone Salas, poi lo recupera il 9, alla fine lo mette in fallo laterale, la rimessa fuori del Napoli. Intanto siamo arrivati a 8 minuti dal termine del primo tempo, sempre 1-1 il punteggio al Pala Iacazzi di Aversa. Il Napoli non riesce a trovare spazi per affondare il colpo, ci ha provato proprio Saponara in un paio di circostanze. De Simone, bucata non riesce, la recupera Portuga, poi qui Saponara, fermato Salas e non si avvede l'avversario alle sue spalle, gli soffia il pallone, era Nardi. E adesso riparte nuovamente Rocha, era finito a terra Portuga, tutto regolare. Rocha, la giocata dell'11, calcia deviato da Salas, calcio d'angolo per l'Olimpia Verona che chiama time out, credo? Sì, time out chiamato dall'allenatore dell'Olimpia Verona, Castagna.
quando mancano 7 minuti 22 secondi al termine del primo tempo, con il Napoli e il Verona sull'1-1 qui al Palaiacazzi di Aversa, in questa giornata in cui gli azzurri vogliono tornare alla vittoria che manca da 5 turni, 4 pareggi e la sconfitta in casa dell'Olympus Roma, mentre Verona, lo ricordiamo, soltanto un punto conquistato in questo campionato, poi tutte sconfitte, condannato praticamente alla retrocessione in Serie 2 che dovrebbe essere matematica la prossima settimana, ma con grande onore fino alla fine a disputare tutte le partite, mettendo sempre in seria difficoltà gli avversari. Un Olimpia Verona che ha dimostrato di essere una squadra di assoluto valore e anche oggi sta facendo vedere di essere un club di grandissima qualità. Intanto vediamo inquadrato anche il presidente del Napoli, Serafino Perugino. Con Luca Ian fermato. Ancora Luca Ian dentro, riparte vero buono per Salas. De Simone, Saponara si gira, Bolo dentro, non ci arriva De Simone. La palla in avanti con Saponara che recupera il pallone. Bolo, De Simone, Bolo dentro per Saponara, fermato. Anzi no, il pallone non gli arriva proprio, quindi si ricomincia con la rimessa laterale a favore dell'Olimpia Verona. Dimostra al fondo l'Olimpia Verona. Anticipo di Ercolessi. Salas, De Simone a terra, arriva, palo gol. Salas porta in vantaggio il Napoli con questa giocata, quasi un colpo da biliardo per Salas che la mette in buca d'angolo e porta il Napoli sul 2-1 a 6:27 alla fine. La rivediamo. Salas, il passaggio di Roma che gli arriva quasi di suola. Salas praticamente l'ha appoggiata nell'angolo lontano per Napoli che ribalta il risultato e si porta in vantaggio 2-1. Come detto, una partita che è sempre complicata con l'Olimpia Verona perché dimostra di avere grande qualità. Portuga, Canal, Salas, Ercolessi, poi atterrato Saponara da Luca Ian, arriva il cartellino giallo adesso. In questo intervento scomposto da parte di Luca Ian su Saponara sono arrivate le proteste vibranti da parte della panchina del Napoli che aveva chiesto il cartellino giallo anche per qualche intervento in precedenza.
L'arbitro questa volta non ha soprasseduto e ha estratto il cartellino giallo per Luca Jan, dunque primo ammonito del match. Salas. Parte Bolo per Salas, il destro dentro lo schema con Canale che non riesce a trovare la deviazione. Fermato al momento della battuta Ercolessi. Salas. Ancora Salas in accelerazione con il calcio d'angolo guadagnato dal Napoli. Canal, il destro, colpisce male il pallone. Allora si ricomincia con la rimessa dal fondo per l'Olimpia Verona. Il tocco indietro verso Portuga. Qui l'anticipo di Ercolessi, aveva un po' di spazio per far meglio sicuramente, però è stato lucido probabilmente in questa gestione del pallone. Luca Jan gli soffia il pallone Saponara, attenzione qui ancora Luca Jan da terra, calcio di rigore per il Napoli, con il Napoli che chiede il doppio giallo a Luca Jan. Non è d'accordo il direttore di gara per estrarre il secondo giallo, però intanto rivediamo quello che è successo. Il fallo mi sembra evidente, con Luca Jan che ha spostato credo già in area di rigore col corpo il giocatore del Napoli Saponara. Diciamo che ci poteva stare anche il secondo giallo, però ammonito qualche secondo fa, gli arbitri non se la sono sentita di mandare fuori il capitano dell'Olimpia Verona. Calcio di rigore per il Napoli, Salas sul punto di battuta a 5:18 all'intervallo, la lunga rincorsa del numero 10. Parte Salas, il destro, gol! Traversa e poi rete, doppietta personale per il Ciolito. 3-1 per il Napoli. Calciato fortissimo centrale Salas, rischiato anche, poi se colpisci leggermente male il pallone lo mandi magari contro il tetto del Palasport, invece ha colpito la parte bassa della traversa e si è infilato in porta per il 3-1 del Napoli, con Salas e con un Napoli che adesso allarga la forbice del punteggio in suo favore dopo essere andato sotto grazie al gol di Luca Jan. Eccolo qua il capitano dell'Olimpia Verona, lo scarico sulla destra con Saponara che riesce a trovare in qualche modo Colletta, anticipato, la rimessa per gli azzurri. L'ultimo tocco di un giocatore maglia giallo-blu. Perugino, Canal, Saponara, bello buono. La rimessa laterale per il Verona. Canale quasi soffia il pallone all'avversario, poi Perugino va a rincorrere Ugas, il pressing di Colletta su Claro, Rocia in avanti, Saponara, il duello vinto facendo sportellate con l'avversario da Portinari. Colletta, Perugino,
Canal. Troppo lungo il passaggio, dunque si ricomincia con la rimessa per Olimpia Verona. Intanto 1-1 Pesaro Genzano, 2-1 Eboli Sala Consilina. Nei risultati dagli altri campi di questo venerdì di futsal, tutti in campo anche nel turno infrasettimanale di martedì, poi ancora sabato prossimo e poi la grande attesa per la Final Four di Coppa Italia a Policoro fine marzo, Melo Buono, dove il Napoli sarà protagonista con la L84 in quella che potrebbe essere anche una gara d'anticipo della Final Four di Coppa. Mercoledì ci sarà il sorteggio, la sala giunta nella regione Basilicata, sorteggio libero con Napoli, Olympus Roma, L84 dei così di Genzano, che potrebbero incrociare il loro cammino nella semifinale, con la speranza ovviamente di arrivare all'appuntamento decisivo con Napoli, che l'anno scorso fallì questo obiettivo, eliminata ai rigori dal Pesaro di Colini. Trofeo che vinse proprio qui in Campania, ma al Pala Vesuvio di Ponticelli davanti a 4.000 persone, il San Giuseppe, che poi non si è più iscritta al campionato, ma portando il trofeo in Campania, un doppio trofeo in Campania, è arrivato poi dopo anche con la conquista del tricolore da parte della Fel di Eboli. Canal, Bolo, Colletta, pallone che finisce in fallo laterale. Bolo, Colletta, Bolo dentro per la rimessa laterale a favore del Olimpia Verona, che riparte da Rocia. Di nuovo l'11. Portuga, l'appoggio all'indietro da parte di Claro, ancora Portuga. Ugas, Portuga. La scivolata di Perugino che mette il pallone in fallo laterale. La rimessa è per il Napoli, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia giallo-blu. Perugino, poi il blocco qui con Luca Ianne che recupera il pallone, attenzione, scivola al momento della battuta, poi si trascina forse anche il compagno di squadra. Un po' di confusione in questa azione dell'Olimpia Verona, che poteva decisamente far meglio, aveva la possibilità di sfruttare la superiorità numerica, non l'ha fatto Luca Ianne, non c'è stata intesa con i compagni di squadra. Anche Salas rimane a terra, si arrabbia con Portuga per la situazione precedente. E c'è un bel po' di agonismo in campo in questa partita. Luca Ianne, calcio, ha fermato la Salas che riparte. Avanza il Ciolito, la palla per Canal, dentro c'era Bolo pronto sul secondo palo, ma c'è stata la scivolata di Luca Ianne a mettere il pallone in calcio d'angolo. Salas, Canal, Salas ancora! Salas ancora per il 4-1 del Napoli. La giocata personale lì in banda, poi si è accettato, ha calciato anche la complicità del portiere. Tripletta personale di Salas, 4-1. La rivediamo. Dai e vai con Canal, si accentra, calcia in
preciso il portiere dell'Olimpia Verona. E Napoli che si porta sul massimo vantaggio di questa partita, 4-1. Portuga, Ugas, ancora Portuga, poi il duello Perugino-Lucayan, il fallo di Perugino qui, ed è il secondo fallo del Napoli contro i 5 che ha commesso Olimpia Verona, quindi già in bonus team Scaligero. Il prossimo fallo potrebbe mandare il Napoli dalla lunetta di 10 metri per il tiro libero. Vediamo come si svilupperà quest'ultimo minuto più 35 secondi. Portuga, Lucayan si gira, arriva a Ercolessi a deviare, poi la conclusione di Portuga. E attenzione qui ancora il buon lavoro con la conclusione che finisce sul fondo. Ci ha provato Olimpia Verona con questa iniziativa del numero 19 Ugas. Bolo, Ercolessi, De Simone con il pallone che finisce in fallo laterale. Sul fondo, scusa. Poi Portuga, Lucayan prova a girarsi, Lucayan calcia, fermato da Perugino. Portuga, la palla per Lucayan, ancora il passaggio di ritorno con Portuga che scarica tutta la potenza del suo sinistro. Pallone che va però ampiamente sul fondo. Si arrabbia un po' con se stesso Portuga perché avrebbe potuto colpire decisamente meglio il pallone. Ercolessi, Bolo, Perugino, Ercolessi fermato, Lucayan, l'appoggio ancora per Portuga, l'uscita di Bellobuono qui è l'errore di Ercolessi che ha messo in condizione Olimpia Verona di fare questa giocata. Bravo Bellobuono in uscita. Adesso va a richiamare Luca De Simone per il posizionamento in traiettoria su questo calcio d'angolo. Lucayan contro Bolo, calcia Lucayan e trova una giocata pazzesca per il 4-2 dell'Olimpia Verona. E conosciamo le qualità di questo giocatore. Lucayan, fantastica giocata, anche qui da pivot puro, ha lasciato sul posto Lucas Bolo, lo vediamo, guardate qui, tiene il pallone, controllo con il mancino, si gira, calcia col destro, incrociato all'incrocio dei pali dall'altra parte. 4-2 dell'Olimpia Verona che si tiene a galla in questa parte finale di primo tempo con il suo capitano Ercolessi. De Simone, il pressing, attenzione qui con De Simone che taglia orizzontalmente il campo, poi Bolo, Ercolessi, De Simone contro Portuga. De Simone sbaglia l'appoggio a Perugino e allora può ripartire l'Olimpia Verona per un'altra azione. Rocha, l'appoggio per Portuga, occhio al crono per cercare di capire cosa fare, alla fine non decide di far nulla perché arriva il suono della sirena che manda le due squadre a riposo con il Napoli in vantaggio 4-2. Ha aperto e chiuso questo primo tempo Lucayan al centro, la tripletta di Salas per il Napoli che ha trovato poi il gol dell'1-1 con Canal su schema da palla inattiva. Noi ci vediamo gli highlights della prima frazione e poi ci sentiamo per la ripresa.
Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman.
Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. I nostri ragazzi in campo, facciamo un applauso ai nostri ragazzi, sempre forza Napoli! Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui dal Pala Cazzi di Aversa, con il Napoli in vantaggio 4-2 sull'Olimpia Verona. Decidono i gol di Luca Ianni, l'apertura dopo 1 minuto e 48, poi il pareggio di Canale dopo 3,45, la tripletta di Salas 13,33 sul calcio di rigore 14,42, 18,11 e poi 19,20. Ancora un gol di Luca Ianni a riportare l'Olimpia Verona a -2, primo tempo in cui ovviamente c'è stato il vantaggio degli scaligeri con una bella giocata di Luca Ianni, poi il Napoli che ha preso pian piano le misure, campo, ha avuto un po' di occasioni, l'ha sbloccata la partita a suo favore, ovviamente con il gol di Canale su una palla inattiva, su una splendida punizione, poi ci ha pensato Salas con la sua tripletta a allargare la forbice del punteggio, però l'Olimpia Verona, che è una squadra che non molla mai, anche l'ultimo respiro, l'ultima giocata forse del primo tempo, ha trovato ancora una rete con Luca Ianni un po' beccato per alcune entrate un po' scomposte, tant'è che dopo un'ammonizione sanzionata al capitano Olimpia Verona proprio in occasione del rigore assegnato al Napoli, la panchina azzurra ha chiesto il doppio giallo per Luca Ianni per il fallo su Saponara, non indicato però questo provvedimento dai direttori di gara, che adesso fanno ripartire il match in questo momento, e allora poi qualche altra entrata ha fatto un po' arrabbiare, ripetiamo, la dirigenza e la panchina partenopea. Vediamo
come si svilupperà il secondo tempo tra Napoli e Olimpia Verona. Ricordiamo ovviamente che il Napoli è a caccia di una vittoria che manca da 5 giornate, con 4 pareggi e una sconfitta nell'ultima partita con l'Olympus Roma, e che l'Olimpia Verona, come tutti sanno, ormai condannata alla retrocessione in Serie A2 con un solo punto in classifica, ma è una squadra che ha dimostrato sempre in ogni contesa di dire la sua fino in fondo. Lo sta facendo anche qui al Palaiacazzi di Aversa. Si stanno disputando altre 2 partite dopo la vittoria dell'anticipo della Meta Catania con il Ciampino. Il derby campano tra Feldieboli e Sala Consilina vede i ragazzi di Samperi in vantaggio 4-1 contro quelli di Oliva, mentre pareggio tra Pesaro e De Cositi Genzano. Ovviamente un occhio assolutamente per il Napoli. Attenzione, qui Salas ci prova a queste sfide, perché sono tutte fondamentali adesso da qui alla fine della stagione per un piazzamento playoff importante. L'Olympus Roma che ormai viaggia spedita verso la vittoria della regular season, gli altri posti sono tutti assolutamente in bilico. Adesso De Cositi ha un buon margine di vantaggio sul Napoli e L84, 5 lunghezze, ma come abbiamo visto fino a qualche settimana fa era il Napoli che aveva un buon margine di vantaggio sulle Cositi, quindi a 6 dalla fine diciamo che adesso veramente ogni gara sarà importante, decisiva, fondamentale per prima di tutto assicurarsi un piazzamento nei playoff e poi dopo capire anche in quale posizione esatta della classifica per la post season, che sarà un campionato a parte, così come ha dimostrato la straordinaria Feldieboli nella passata stagione, quando ha conquistato per la prima volta nella sua storia lo scudetto, portandolo tra l'altro per la prima volta proprio in Campania con merito nel doppio confronto contro l'Olympus Roma. Tanto per dire, con 2 squadre che erano finite dietro proprio il Napoli, che aveva vinto la regular season, quindi sicuramente chi vince il campionato ha maggiore consapevolezza dei propri mezzi e anche la possibilità di giocare un'eventuale bella in casa. Però questo sport ci insegna, soprattutto negli ultimi anni, che nulla è scontato e dunque ci sarà da lottare praticamente fino all'ultimo respiro per cucirsi lo scudetto sul petto. Intanto qui ancora Salas, la giocata fantastica, quella palla che va a timbrare il montante, aveva lasciato sul posto l'avversario e ha colpito il palo con un'altra giocata delle sue. Salas che va a disperarsi per la situazione precedente. La rivediamo, eccola qua. Salas, guardate qui la finta, calcia praticamente a colpo sicuro, forse l'ha toccata il portiere Mazzoni, che non è stato preciso proprio su una conclusione. Il gol del terzo gol di Salas. Perugino in anticipo su Luca Jan. Poi riparte nuovamente Olimpia Verona. Ercolessi, ancora l'appoggio per Salas. Bolo, Saponara, Bolo, Salas, ancora la giocata con Salas che finisce a terra. Protesta il numero 10 del Napoli, si continua a giocare. Portuga, l'appoggio per Rocha. Ancora Rocha anticipato col pallone che finisce in tribuna, e allora si ricomincia con la rimessa a 3 a favore del Verona. Portuga, un tocco all'indietro per Claro, poi ancora la palla buona per Portuga che calcia sul fondo, l'occasione per il Verona di portarsi sul 4-3. Con Portuga non ha trovato lo specchio della porta, la giocata in velocità del Verona. La rivediamo, Portuga destro, velenoso, vicino al palo, alla destra della porta difesa da Yuri Belobuono. Salas, Canalla, Salas, Ercolessi, Salas, Bolo, Canalla, Bolo, Canalla,
Bolo, Salas, e l'appoggio qui di Bolo verso il compagno che non riesce. Riparte nuovamente l'Olimpia Verona con Giannattasio, tra l'altro napoletano, anzi il suo credo, Giannattasio ha giocato con quello che fu l'ex Napoli Calcio 5, il numero 17, che adesso prova a girarsi in area di rigore. Ha conquistato anche uno scudetto juniores qui in Campania, un'altra società che ormai non esiste più, del Napoli Calcio 5. Canal, Bolo, Canal, Salas, Ercolessi, Salas, fermato, Canal, bello buono, Salas, Canal, Ercolessi, arriva Ugas a mettere il pallone in fallo laterale. Anzi, era sul fondo perché ha rimesso bello buono. Poi Salas, Ercolessi, Salas, Canal, fermato, Canal, Ercolessi, Salas, fallo su Ercolessi, calcio di punizione a favore degli azzurri. Canal, Bolo, Canal, Salas, Ercolessi, Salas, Ercolessi, Canal, fermato. E riparte nuovamente l'Olimpia Verona con il pressing del Napoli. Canal ruba questo pallone, Bolo sbaglia però il colpo all'indietro con la palla recuperata nuovamente da Salas. C'è Canal solo, non arriva il passaggio però al numero 11. Allora riparte Giannattasio dall'altra parte del campo. Giannattasio, lo scarico che non riesce perché c'è l'intervento in scivolata di Bolo che lascia il campo a De Simone. Destro qui di Ugas, deviato da Ercolessi, rientra anche Luca Ian. Ugas, la finta, Luca Ian, poi Ercolessi soltanto per un attimo. Adesso ancora il duello vinto dal giocatore del Napoli che... Attenzione qui Giannattasio, la grande parata di bello buono, che occasione per l'Olimpia Verona su questa palla vagante che era finita tra i piedi di Giannattasio. Ha calciato col mancino e dopo l'occasione di Portuga arriva anche questa chance per Giannattasio di portare il Verona a -1. 7 minuti quasi trascorsi nel secondo tempo. Luca Ian, sinistro al volo, mamma mia che botta sul fondo. Verona pericolosissimo anche su questa palla inattiva. La rivediamo, eccola qua, Luca Ian con De Simone che non si è quasi accorto che il pallone gli è passato a 2 centimetri. Salas, Canal, De Simone, Canal, Salas perde il pallone, attenzione, e qui se lo va a divorare il gol il Verona con Ugas, errore di Salas, vediamo, ecco qui con Ugas che
ha provato a chiudere il destro ma ha sbagliato completamente l'impatto con il pallone, colpendolo col collo probabilmente invece che con il piatto, e lì andava appoggiato verso la porta vuota. 3 occasioni dell'Olimpia Verona in un minuto che diventano 4 con la parata di Bellobuono. Napoli disorientato nella fase difensiva, Ugas trova di fronte ancora il portiere del Napoli e gli nega il gol. Altro errore clamoroso degli azzurri, con Bellobuono che ci deve mettere una pezza per salvare il Napoli. È sicuramente una situazione che il Napoli non si può permettere. E qui ancora un tiro in porta. È un Verona che sta spingendo. 2 minuti di dominio assoluto per il team scaligero, che è andato a calciare sempre in porta, con il Napoli che non riesce a trovare la contromisura in questo momento. Verona vicinissimo al gol del 4-3 in almeno 4 circostanze, di cui 2 assolutamente clamorose. Colletta, Canal, avanza Canal, dentro la parata in 2 tempi di Mazzoni. William Rocha, di nuovo lo scarico con Perugino che controlla il pallone, che finisce in fallo laterale, e arriva il time out chiesto da Colini, sacrosanto in questo momento, viste le difficoltà degli azzurri, che hanno avuto 2 minuti di totale sbandamento, con l'Olimpia Verona che è andata vicinissima al gol almeno in 4 circostanze. Napoli che ha rischiato di capitolare e di far tornare decisamente in partita l'Olimpia Verona, dal 4-1 che era maturato nel primo tempo al 4-2 di Lucayan a fine prima frazione, a rischio di subire il 4-3, come detto, in più circostanze in questo momento del match, quando sono trascorsi 8 minuti e 15 secondi. Colini prova a ricompattare i suoi in un momento delicatissimo, anche se il Napoli continua a conservare ovviamente 2 gol di vantaggio, però sappiamo quanto possono valere nel futsal 2 gol di vantaggio. E l'Olimpia Verona che sta dimostrando ancora una volta la qualità, la voglia di combattere, nonostante un verdetto praticamente acquisito di retrocessione in Serie 2. E lo sta dimostrando anche questa sera alla Palaiacazzi di Aversa, contro la terza forza del campionato. Portuga in avanti verso Lucayan, prova a girarsi, di nuovo il capitano, poi Rocha, la scivolata di De Simone pulita, la rimessa laterale sempre per gli ospiti. Portuga, un tocco all'indietro verso Mazzoni. Direttamente tra le braccia di Bellobuono. Canal, Colletta, Perugino, De Simone, e qui Canal sbaglia l'impatto col pallone. Perugino, Colletta, Perugino, Canal, trattenuto Colletta, tutto regolare per il direttore di gara. Portuga, Rocha, finisce a terra. E qui De Simone si fa soffiare i palloni da Portuga. Lucayan,
Portuga, la finta, la giocata, Colletta la mette in fallo laterale. Portuga, arriva ancora Colletta. Portuga, Rocha, Saponara fermato, pronto a rientrare Salas, ancora il palleggio con Lucayan, si gira Rocha, la finta, arriva Colletta a mettere il pallone nuovamente in fallo laterale. Lucayan, Saponara, ancora rimessa laterale, ancora Lucayan anticipato da Perugino. Si chiariscono i due, sempre col solito duello lì. Bolo in avanti per Colletta che forse la tocca con un braccio, e così. Riparte Verona con Rocha dentro per Lucayan, prova lo scarico nuovamente verso Rocha che la tiene in campo in qualche modo e va a prendersi un'ottima rimessa laterale, la posizione defilata. Ancora adesso questa palla recuperata da Colletta che però non la controlla. Si ricomincia con la rimessa a favore dell'Olimpia Verona, rientra Nardi per Lucayan. Altra rimessa per il Napoli, l'ultimo tocco di un giocatore del giocatore Olimpia Verona, toccata da Rocha. Bolo, Perugino, Salas, avanza ma non trova nuovamente il pallone, e allora palla in avanti con Perugino che anticipa Nardi, e allora riparte nuovamente l'Olimpia Verona. Il tocco all'indietro per Mazzoni, direttamente tra le braccia di Yuri Belobuono. Bolo, Ercolessi, Bolo in avanti, Saponara non trova il pallone. Portuga, 12 minuti trascorsi in questa ripresa, Napoli ancora deve trovare un gol in questo secondo tempo. Qui attenzione con Saponara che difende bene il pallone. Ercolessi, Bolo, Ercolessi, Salas, ancora fermato Salas, riparte Portuga, un po' di spazio. E altra rimessa laterale per l'Olimpia Verona, Napoli che fa rientrare Canal. Ricordiamo che Napoli è senza De Luca, senza Borruto e Duarte squalificati e senza Mancuso che è in panchina, ma solo, come avevamo accennato, per onor di firma, perché non ha recuperato ancora da un piccolo risentimento muscolare, però sta praticamente mettendo spesso fuori dal campo in questo campionato, condizionando la sua stagione fino ad ora con tante assenze. Canal, Salas, Bolo in banda per Ercolessi, la giocata ancora indietro per Bolo, Canal dentro con Bolo che non trova l'impatto a porta vuota, e qui l'occasione l'ha avuta il Napoli per il 5-2, la rivediamo, passaggio con Bolo che ha perso il pallone. Al volo forse l'avrebbe voluto basso, Canale gliel'ha servito a mezza altezza.
Canal, Ercolessi, Bolo, ancora Ercolessi, Salas, momento chiave del match, Bolo fermato, fallo, calcio di punizione per gli azzurri, è solo il secondo fallo di questa ripresa commesso dal Verona contro un solo fallo commesso dal Napoli. Bolo, Salas, ancora Ercolessi, Canal, avanza Canal, Bolo, Salas, Ercolessi, Salas, Ercolessi calcia, trova la deviazione di calcio d'angolo. 5,46 alla fine. La rivediamo al volo. Eccola qua. Salas. Sbaglia l'appoggio Ercolessi, allora riparte Roccia. C'è un po' di spazio sulla sinistra. Il destro tra le braccia di Bellobuono, pericolosissimo di Ugas. Ercolessi, Verona quando ha un po' di spazio riesce sempre a crearsi l'opportunità per andare a calciare in porta. Lo ha fatto anche adesso con Ugas. Salas, intanto 5-3 il derby tra Eboli e Sala Consilina, 1-1 tra Pesaro e Genzano nelle altre partite in programma questa sera. Salas di testa all'indietro verso Bellobuono, riesce a trovare l'intesa con il portiere che gli restituisce il pallone. Salas, Canal, ancora Salas, Bolo, Salas, Bolo in avanti a cercare Ercolessi che la tiene in qualche modo, però poi non riesce a controllarla con Portuga. Gliela risoffia, compagni l'anno scorso proprio a San Giuseppe. Ercolessi qui ha fatto una leggera trattenuta anche lui all'avversario. L'arbitro ha lasciato correre Canal. Rientra Perugino proprio per Ercolessi. Salas, Perugino, Bolo, Canal, Salas, Perugino, 4 alla fine. Bolo, Perugino, Salas, la giocata di Salas, Bolo, Perugino, avanza Perugino, ripiegamento difensivo col pallone soffiato al capitano del Napoli. E allora di nuovo Canal che qua va a rubare il pallone, Canal! La parata di Mazzoni. Luca Ian, Ugas, Rocha. Power play per il Verona, lo fa Giannattasio. 3:25 alla fine. Entra anche Ercolessi al posto di Perugino. Portuga, Luca Ian, ancora Portuga, poi il passaggio di ritorno da parte di Claro, Portuga, Giannattasio che sbaglia tutto e allora e qui viene ammonito Giannattasio, attenzione perché ha toccato il pallone, l'arbitro l'ha visto, ha fatto un po' il furbo Giannattasio per non far rimettere il pallone subito alla Napoli. Ci può stare, diciamo, per evitare che il Napoli potesse andare a calciare in porta, ma ci sta ovviamente tutta anche l'ammonizione. Nel basket sarebbe stato un antisportivo, però nel calcio 5 non c'è. Riparte il Napoli che difende i 2 gol di vantaggio in questi ultimi 3 minuti.
La palla è uscita. Portuga. Lucayan. Portuga. Claro, poi ancora Portuga. Lucayan. Di nuovo il 9. Portuga. Lucayan. Portuga calcia deviato e qui Salas non riesce a trovare il pallone con la porta sguarnita il Napoli. Adesso si deve ancora difendere. Lucayan. Claro. Lucayan. Ancora Giannattasio per il 9. Lucayan. Claro. Giannattasio arriva Bolo, calcia sul fondo. Adesso il Napoli prova ad alzare il baricentro per non far entrare subito il power play. Canal, la palla rubata dal Napoli, la rimessa laterale per il Verona però. E allora c'è la possibilità di rimettere Giannattasio in avanti. Lucayan. Giannattasio all'indietro per Claro. E ancora il palleggio del Verona con Lucayan. La palla dentro ancora con Portuga che fa la finta, calcia, trova la deviazione, calcio d'angolo per il Verona, con Napoli che si difende. Portuga, il tocco all'indietro ancora con Lucayan. Claro, poi Portuga, Claro, Lucayan, Giannattasio, Claro, Portuga, di nuovo il 9, ultimo giro di lancette. Portuga prova a inventare qualcosa, Portuga dentro, arriva Bolo, calcio d'angolo per Olimpia Verona. Portuga. Ancora Portuga, fermato Salas, Bolo, calcia col destro, Bolo! E trova il gol del 5-2 a 43 secondi alla fine, che sigilla la vittoria del Napoli. Lucas Bolo. Ancora Lucayan, Claro con la conclusione fermata, rimessa laterale per il Verona. Lucayan, Giannattasio, Claro, ancora il tocco indietro per Lucayan, arriva Salas, rimessa laterale, tanto 5-4 Eboli la consegna, 2-1 Pesaro, Genzano nelle altre sfide. E qui Bello Buono calcia, attenzione, Bello Buono sul fondo, vicino al gol anche Yuri Bello Buono per il possibile 6-2 del Napoli. Ma ormai siamo all'epilogo di questo match con l'ultima azione dell'Olimpia Verona che prova a trovare il gol del 5-3. Vediamo. Claro, Lucayan sbaglia, a questo punto possiamo dire che la partita finisce qua, quasi no, perché Canal può ancora trovare il gol e infatti lo fa! Mauro Canal, 6-2 per il Napoli, doppietta per Mauro Canal allo scadere della partita. Dunque
Napoli torna al successo al Palaiacazzi di Aversa, mentre aspettiamo il suono della sirena che arriva in questo momento, battendo un ottimo Olimpia Verona per 6 reti a 2, con il crono che non ha aggiustato il gol finale del Napoli sul tabellone luminoso. Napoli che torna a vincere, come detto, per 6 reti a 2. Arriva adesso il crono che va a sistemare giustamente per l'ufficialità, lo vedete anche in sottofondo, avete visto forse anche in immagini, perché aveva dimenticato di mettere l'ultimo gol del Napoli ufficiale, quello di Canale. Napoli che torna alla vittoria, però attenzione perché davvero Olimpia Verona sul 4-2 nel secondo tempo ha avuto almeno 4-5 palle gol importantissime per arrivare al 4-3 e sarebbe stato tutt'altro finale probabilmente con il power play. Napoli che comunque aveva bisogno di vincere, di tornare a sorridere, e lo ha fatto comunque con merito, con un'ottima prestazione, anche con tanti assensi, lo abbiamo ricordato. Napoli che sarà di scena sul campo della L84 martedì, mentre l'Olimpia Verona affronterà in casa l'Ital Service Pesaro. E allora non sono ancora finali dagli altri campi, io vi do gli aggiornamenti nel frattempo con la Feldi Eboli che sta battendo il Sara Consina 5-4, il Pesaro sta battendo le Così Vigenzano 2-1, mentre gli azzurri vanno a salutare comunque il gruppo di tifosi arrivati qui in questa giornata particolare con la festa della donna, ma c'era anche Napoli-Torino al San Paolo, quindi tanti sono andati allo stadio Maradona per seguire ovviamente la squadra di calcio. Napoli che si ritroverà qui sabato prossimo contro il Mantova, e poi la grande attesa ovviamente anche questa settimana per i sorteggi della Final Four di Coppa Italia. E allora noi tra poco scendiamo in campo anche per le interviste ai protagonisti con i responsabili dell'ufficio stampa, addetto stampa, chiedo scusa, del Napoli Futsal, Achille Strombetta. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in telecronaca, ma restate con noi. Termina 6-2 per il Napoli la sfida tra i partenopei e l'Olimpia Verona, in rete con 3 gol Salas, doppietta di Canal e poi Bolo. Una bellissima prova da parte dei partenopei, una grande prova anche da parte del Verona che ha provato a impensierire il Napoli senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. Siamo qui con Salas, bellissima partita del Napoli, una tripletta che ovviamente vale fino a un certo punto, perché la cosa importante oggi erano i 3 punti. Sì, è una bellissima vittoria, no? Credo che da un mese e qualche giorno che non vinciamo, no? Quindi questi 3 punti sono di oro. Adesso continuiamo a lavorare, che martedì c'è un'altra guerra che è quella di Torino. Ovviamente tantissimi assenti nel Napoli, assenti De Luca, Borruto, Mancuso, ma questa squadra comunque è riuscita a disputare una grandissima prova vincendo, e adesso aspettano tra L84 e Final Four due eventi molto importanti per il Napoli. Sì, anche Duarte, no? Che sta facendo un lavoro eccezionale. Sì, come hai detto te, no? Arriva l'L84, dopo il Mantova e dopo abbiamo la Coppa, che quello è il primo trofeo che noi andiamo a cercare per portare qua a Napoli. Grazie Salas. Grazie. Premiato anche da Momap, sponsor del Napoli, Ciolito Salas, autore di una tripletta, quest'oggi premiato come migliore in campo del Napoli, il Ciolito Salas, premiato da Momap, sponsor del Napoli. E poi abbiamo qui il giocatore del Verona, una gara che il Verona ha provato a disputare sin dall'inizio cercando in tutti i modi di impensierire il Napoli, tuttavia non siete riusciti a trovare la via del gol nel momento decisivo durante la prima frazione di gioco, chiaramente. Sì, secondo me abbiamo fatto una buona gara, il primo tempo anche molto buono, abbiamo iniziato bene il secondo tempo con l'approccio giusto, però ci è mancata un po' la profondità della rosa che è il Napoli e ovviamente la qualità che è molto alta di loro, infatti la classifica lo dimostra. Anche tu, premiato da Momap come miglior giocatore del Verona, Giannattasio, miglior
un campo del Napoli, del Verona, scusate, premiato da Momap. Giannattasio, giocatore di Solofra, campano dunque. Termina 6-2 la gara tra Napoli e Verona, ci vediamo alla prossima. Stai sempre dove?